Ieri sera si è staccato un masso verso le 18:30, 18:40 dal pendio soprastante l'abitazione e ha centrato l'abitazione sfondando e arrivando praticamente in una stanza. Fortunatamente non ci sono feriti, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Si tira un sospiro di sollievo per la tragedia sfiorata a Saviner di Laste di Roccapietore, il grande masso in bilico su una ceppaia che si è mosso e ha preso velocità rotolando per una trentina di metri, ha sventrato una porzione della casa che si trova proprio a ridosso del versante. Un rumore sordo e poi un botto hanno fatto tremare l'abitazione dove abitano padre e figlia, ultranovantenne lui, 63 anni lei. Un miracolo ha salvato loro la vita. Entrambi si trovavano sul lato opposto della camera da letto dove si è fermato il masso. Da subito siamo stati allertati, dai Vigili del Fuoco, che immediatamente hanno valutato la scena dell'incidente e poi con la provincia questa mattina abbiamo già fatto un sopralluogo dopo le verifiche del caso fatte dal dirigente, dal funzionario dei Vigili del Fuoco che ha dichiarato in parte l'agibilità della casa. Padre e figlia, infatti, pur spaventati, hanno potuto trascorrere la notte a casa. Ieri sera hanno lavorato i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la porzione danneggiata dell'abitazione che si trova nelle vicinanze degli hotel Venezia e Aurora. Senta, quello è Quindi un versante che era stato interessato, da, lavori, di consolidamento dopo post vaia? Ma quel versante lì era stato ovviamente come tantissimi versanti del nostro comune interessato dalla tempesta Vaia e poco più avanti sì, ci sono delle reti paramassi. Ovviamente adesso stiamo valutando con la provincia come procedere al consolidamento anche di questa parte un po' più destra rispetto alle opere già realizzate e spero confido che la provincia intervenga subito perché veramente la protezione delle abitazioni è una cosa essenziale per i nostri paesi.